Le persone contagiate dalla West Nile crescono tutte le settimane. Attualmente nel Veneto ci sono più persone in terapia intensiva per la febbre del Nilo che per il Covid. Tutti i giorni i media avvisano dell'importanza della prevenzione da parte di tutti i cittadini. Giusto ieri abbiamo pubblicato della nuova applicazione Mosquito Alert che, fotografando le zanzare, permette di aiutare nella lotta alla limitazione di questi insetti vettori della malattia. Evidentemente tutta questa nuvola di allarmi sui possibili contagi non giunge, o meglio non vengono ignorate, ai proprietari dei terreni incolti in via Amaranto che collega il Lusenzo con strada Madonna Marina. Un residente ha inviato le riprese che vedete e, con metro alla mano, ha misurato l'altezza delle erbacce, quasi 2 metri, praticamente un bosco. Cosa aspettano i proprietari a pulire? Riferisce un residente esasperato. Qui ci sono così tante zanzare che ti fanno volare. Per l'ordinanza del comune, ma anche per il buonsenso, i proprietari dei terreni sono tenuti a mantenere puliti dalle erbacce con le necessarie operazioni di pulizia e potatura. Non di rado sull'albo pretorio ci sono provvedimenti che intimano la pulizia di terreni. E per via Amaranto?